dei relatori stessi. È un tema importante, come ha sottolineato il sindaco di San Daniele un momento fa. Stiamo parlando della libertà di espressione, qualcosa che apparentemente sembra scontato, qualcosa che apparentemente sembra una conquista che abbiamo tutti noi, che soprattutto nei paesi civili come il nostro, una conquista che pare essere un dato di fatto, ma che in fondo non è così. I problemi sono molti, gli abusi sono molti, le situazioni sono molte. Ben venga quindi questo convegno, questa serie di convegni per poter rappresentare questa tematica della quale non si è ancora mai parlato abbastanza e che deve rimanere fissa come punto importante per quanto riguarda studi giuridici e per quanto riguarda un comportamento anche poi della stampa in generale. Quindi concludo il mio intervento nel salutare tutti quanti e nell'augurare buon lavoro a tutti i relatori e complimentarmi con l'Associazione della Costituzione per il lavoro fatto anche quest'anno, 8ª edizione. L'anno scorso purtroppo non si è potuto svolgere per il periodo pandemico, che era più crudo anche di quest'anno in questi momenti, ma auguro buon lavoro come a nome per conto della comunità collinare che mi onoro di rappresentare, neoente pubblico che molto felicemente vuole essere partner dell'Associazione per la Costituzione. Lo è da vari anni e ci auguriamo e speriamo lo possa essere anche negli anni futuri. Grazie a tutti, buon lavoro. Parlo io? Grazie. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Anche da parte mia vi porto il saluto del Presidente Fedriga e dell'amministrazione regionale tutta. Saluto cordialmente gli amministratori e anche ex amministratori che sono presenti in sala. Saluto il professor Mocchi, attraverso di lui tutti i volontari che animano questa associazione e tutti i giovani che hanno contribuito alla realizzazione anche quest'anno del festival. Pensavo di potervi offrire una riflessione che non fosse scontata in apertura di questi lavori e per farlo ho pensato un po' a quello sul quale si è soffermato anche il sindaco, ovvero sia il fatto che la libertà di espressione oggi travalica molto spesso grazie a veicoli come i social che permettono tutto quanto si può quando ci si nasconde il volto, quando ci si nasconde dal contatto umano, dal contatto diretto. Ma per cercare di fare un passo ulteriore, di offrire un ulteriore elemento di riflessione, mi permetto di dire che credo che la libertà di espressione debba essere condizionata sempre e comunque dalla conoscenza. Noi siamo persone capaci di esprimere il nostro pensiero se siamo informati, se conosciamo che cosa stiamo esprimendo, di cosa di cui ci stiamo occupando. E allora questo è il vero cardine che fa da spinta alle persone per non essere qualunquisti, per non essere persone che parlano soltanto per guadagnare un attimo una ribalta che può essere qualche like in più su Facebook, piuttosto che l'attenzione perché si alza la voce su determinati temi o si ha il coraggio di gridare determinate affermazioni, ma qualifica la persona che sa riflettere, pensare, rielaborare e farsi un proprio convincimento. Credo che questo sia l'elemento importante di discrimine che deve portare anche a frutto il festival in questi 3 giorni, dove ci sono contributi molto autorevoli che sicuramente sapranno arricchire la conoscenza dei nostri giovani e anche di chi appunto è interessato a parteciparvi. E la libertà di espressione e quindi la libertà di pensiero si estrinseca principalmente in questo, nella conoscenza quindi dei temi che vengono affrontati, e conoscerli significa approfondirli conoscendo e approfondendo anche le ragioni di chi non la pensa come noi, ma soprattutto rispettandole. Situazione che credo sia mancata molto spesso e che in una società qualunquista quale quella nella quale viviamo sia troppo spesso appunto un metodo di comunicazione errato. E allora tornare alla comunicazione vera, alla libertà di espressione autentica ci permette di arricchire il ragionamento con il nostro interlocutore, sia esso una persona fisica come abbiamo occasione e speriamo di riprendere in maniera più assidua con i convegni, con le iniziative come quella di questi giorni, sia essa un contatto diretto a distanza.
Questo è l'invito che voglio fare a tutti voi, ma soprattutto ai giovani. Io conosco il professor Mocchi da tanti anni per la sua esperienza lavorativa di insegnante e so che non è facile trasmettere degli insegnamenti ai ragazzi, ma ogni volta che incontro giovani come voi penso che avete una grande opportunità, che è quella di raccogliere informazioni anche aderendo e partecipando attivamente alla creazione di eventi come questo. Avete la possibilità di raccogliere elementi di riflessione per farvi un convincimento. Fate in modo che gli elementi che raccogliete siano i più vari, perché poi il vostro convincimento sia più ricco, arricchito e possa donare anche una riflessione a chi vorrete coinvolgere nei vostri ragionamenti. Questo è l'augurio che vi faccio, grazie ancora per l'invito e buon festival. La ringrazio, Avvocato. Grazie a voi. Buongiorno, grazie a tutti di essere qui, anche coloro che si sono collegati da remoto. Grazie al professor Azzariti che anche questa volta ha accettato il nostro invito, come alcuni mesi fa, per il referendum sul taglio dei parlamentari, dove abbiamo messo a confronto posizioni ovviamente opposte, come è giusto fare. A me è il piacere, non il dovere, di ringraziare tutti coloro che a diverso titolo permettono la realizzazione di questi eventi. Quindi ringrazio la Regione, la Comunità Collinare, ringrazio anche gli sponsor naturalmente, che sono la MAB International, Prima Cassa, il Consorzio del Prosciutto, Friul-Trota e la Coop Alleanza 3.0, tutti i partner e anche i partenariati. Cosa dire di questo articolo 21? Nel 1748 Montesquieu disse che il potere va diviso. Perché? Perché chi ha il potere tende, avverbio, sistematicamente, non importa se di destra o di sinistra, ad abusarne. Quindi la prima cosa è capire che il potere deve limitare il potere, ha detto. Il potere deve limitare il potere. E a questi tre poteri si aggiunge il quarto, che è quello dell'informazione. Senza un'informazione libera noi potremmo essere al massimo sudditi, forse schiavi, ma mai cittadini. Questo per noi è importantissimo. Noi in questo festival abbiamo cercato di declinare, non abbiamo il tempo perché non voglio rubare al professor Azzariti la Lectio Magistralis, e il tempo, in aspetti diversi, sotto sfaccettature diverse. Posso dire solo alcune cose. Abbiamo cercato di dare la parola a chi non ha parola, perché chi ha la parola e la possibilità di parlare, parla fin troppo. Parafrasando Václav Havel, che disse relativamente alla giustizia, che la giustizia cos'è? È il potere di chi non ha potere, perché chi ha potere non ha bisogno della giustizia. E quindi in questo momento chi è in sovraesposizione dal punto di vista informativo non aveva bisogno dei nostri contributi. Abbiamo cercato pensieri divergenti, persone anche ruvide, persone che sicuramente ad alcuni piacciono e altri no, però non abbiamo cercato yes men, yes women, cioè non abbiamo cercato pensieri convergenti, perché forse di questo non abbiamo bisogno, ma abbiamo bisogno di pensieri liberi, perché come dice Jacques Prévert, se il pensiero non è libero, non è vero. Auguro a tutti buon lavoro, ringrazio ancora il professor Azzariti e auguro a tutti buona continuazione del festival. Grazie, professor Mocchi. Okay. Ora vorrei chiamare sul palco il musicista Giulio Venier e la cantante Chiara Nigris, che interpreteranno l'inno di Mameli per dare inizio ufficialmente, come in ogni edizione, al Festival Costituzione. Il musicista e la cantante, al termine dell'inno di Mameli, ci proporranno anche Viva la libertà di Giovanotti. Invito quindi tutti ad alzarsi in piedi. Fratelli d'Italia,
Fragile, instabile, precaria, chiara e magnetica, leggera come l'aria, sempre moderna anche quando è fuori moda, sempre bellissima, cammina per la strada, all'orizzonte e dietro la fronte, sul palcoscenico e dietro le quinte, allenami, insegnami a vivere con te. Viva la libertà, viva la libertà, viva la libertà, viva la libertà. Parola magica, mettila in pratica, senti che bella e quanto è difficile. Lei non si stanca mai, non si riposa mai, ha mille rughe, ma è sempre giovane. Ha cicatrici qua, ferite aperte là, ma se ti tocca lei ti guarirà. Ha labbra morbide, braccia fortissime, ma se ti abbraccia ti libererà. Viva la libertà, viva la libertà, viva la libertà, viva la libertà. Viva la libertà, viva la libertà. La Lectio Magistralis di apertura sarà tenuta dal professor Gaetano Azzariti, professore ordinario di diritto costituzionale alla Sapienza di Roma, che tratterà il tema oltre alla libertà di manifestazione del pensiero, fascismo, odio, omofobia. Il professor Azzariti partirà da una riflessione storica sui limiti costituzionali e legislativi della libertà di manifestazione del pensiero per arrivare fino ai problemi odierni, proponendo le possibili soluzioni alle attuali criticità. A nome di tutti i presenti le do il benvenuto e la ringrazio, professor Azzariti, per aver voluto partecipare all'8ª edizione del Festival Costituzione. A lei la parola, professor Azzariti. più sentiti, quelli limitativi della libertà di manifestazione del pensiero, le pulsioni autoritarie, che è il vero male storico contro cui la storia del costituzionalismo ha combattuto per affermare la più ampia estensione della libertà di manifestare il proprio pensiero. Però è anche vero, lo abbiamo sentito nei saluti introduttivi, che bisogna anche riflettere su chi ritiene che non esistono limiti a questa libertà, anzi non esistono limiti alle libertà in generale, scordando un poco la lezione dei classici del pensiero, che ricordavano come la libertà assoluta, le libertà assolute esistono soltanto nello stato di natura e comportano la libertà sì di uccidere gli altri, di prevaricare gli altri, di sfruttare gli altri. È uno dei più grandi giuristi del secolo scorso, del Novecento, Al Skelzel, che dice che la libertà naturale, quella priva di limiti, è contro la democrazia, potendosi pensare soltanto alle libertà sociali, cioè a dire a quelle libertà che operano nel rispetto della libertà
di tutti, degli altri, dei consociati. Se si vuole assicurare cioè la massima estensione alle libertà sociali, meglio alle libertà costituzionali, è necessario anzitutto definire i limiti che la libertà, perché questa libertà, tutte le libertà non diventano libertà dispotiche sostanzialmente, ovvero negando il loro rapporto sociale divengono privilegi insopportabili, perché in contrapposizione con il principio d'eguaglianza, la libertà mia contro la libertà tua. Ciò vale per tutte le libertà in realtà, però per ciascun tipo di libertà, dalla libertà personale alla libertà di circolazione, alla libertà di riunione, alla libertà religiosa, di impresa, sciopero, proprietà, associazione e via elencando. Tutte queste libertà incontrano dei limiti. Noi dobbiamo interrogarci su quali sono i limiti di quella particolare fondamentale libertà per strutturare la nostra democrazia, che è la libertà che assicura a tutti il diritto di poter manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. Queste sono le parole dell'articolo 21 della nostra Costituzione. E allora, per parlare dei limiti, credo che sia utile partire dall'odio. Dall'odio, per chiedersi in che rapporto esso si ponga con la libertà di manifestazione del pensiero. Vorrei cioè pormi una serie di questioni, di domande che credo debbano essere prese molto seriamente in considerazione, poiché mi sia concesso rilevarlo, soltanto guardando alle questioni di fondo, e quelle che noi affronteremo sono questioni di fondo, si riesce a uscire dai preconcetti, dalla retorica politica, quella politica così pericolosa in particolare, che ogni tanto domina la discussione che si svolge sulla libertà di manifestazione del pensiero. Ce ne accorgeremo. Allora accingiamoci ad uno sforzo per porre su basi un poco più razionali le problematiche di confine, del confine della libertà di manifestazione del pensiero. Attenzione, io vorrei partire da questa affermazione, libertà di manifestazione del pensiero. È ovvio che non si ricomprende la libertà di manifestazione del pensiero come dire la libertà di far manifestare il pensiero a chi è d'accordo con te. La libertà di manifestazione del pensiero riguarda, direi, soprattutto le espressioni più urticanti, più distanti, se volete meno convenzionali, se volete addirittura, ma torneremo su questo, anche le opinioni eversive, perché no? Anche le opinioni più reazionarie, ostili, tutto questo, anche quelle espresse in modo inadeguato, rozzo. Ciò non toglie però che ci sono dei limiti che in qualche modo riguardano l'odio. Io farò una serie di domande, mi porrò una serie di domande, su cui poi rifletteremo nel corso della nostra chiacchierata, della mia chiacchierata, che vi pregherei di prendere in considerazione molto più seriamente. Le domande sono molto semplici, le questioni di fondo sono molto complesse. Mi chiedo anzitutto, si può liberamente odiare? Cioè esiste un diritto all'odio? Quando è che il manifestare, incitare, fomentare, istigare all'odio nei confronti di un singolo, ovvero di una categoria di persone, non è più un diritto e diventa il contrario del diritto, cioè diventa un reato? Il reato d'odio esiste? Attenzione, ma cos'è che vale a distinguere l'odio dal dissenso? Questo certamente previsto, coperto dalla libertà di manifestazione del pensiero. Guardate, dal dissenso anche rudamente e volgarmente espresso. Cos'è che distingue l'odio dalla ribellione, dalla disubbidienza, che sono ammessi, dall'urlo scomposto, dal disgusto manifesto? Cos'è che distingue l'odio dalla rabbia? Il diritto di esprimere opinioni comprende sicuramente anche le opinioni stupide, infondate, stravaganti, ma questo vuol dire anche le opinioni false, magari ben esposte, ignobili, magari educatamente esposte.
Umberto Eco diceva qualche cosa che vorrei ricordare a proposito di internet, dell'apertura di internet, dei social, potremmo dire oggi. E questa è la citazione letterale di Umberto Eco che richiamo. Internet ha dato il diritto di parola agli imbecilli. Bene, mi chiedo che se ha dato il diritto di parola agli imbecilli, lo ha dato anche a chi incita all'odio? Vedete, qui entriamo nel pieno del diritto costituzionale, della nostra Costituzione, e dobbiamo ricordare che se l'articolo 21 della nostra Costituzione garantisce di poter a chiunque la possibilità di esprimere qualunque tipo di opinione, l'articolo 3 della nostra Costituzione assicura la pari dignità sociale, e la pari dignità sociale vuol dire il diritto a non essere odiati. Se poi quell'odio espresso verbalmente produce un crimine, ovvero lo favorisce, bene, l'incitamento all'odio in qualche modo comporta un'azione criminale, violenta, ma è possibile con un tratto di penna separare nettamente l'odio verbale dall'incitamento all'odio che produce un'azione? E infine, l'ultima domanda di questa serie di domande dalla quale vorrei partire. L'odio nei confronti del forte, del superiore, del potere è uguale all'odio espresso nei confronti delle persone fragili, degli ultimi, di chi non ha difese, di chi ha meno possibilità di difendersi. È possibile fare questa distinzione, difendersi dall'odio dei potenti, o magari da chi si presume soltanto tale, attraverso il diritto? Può, insomma, il diritto essere uno strumento per educare a non odiare, per impedire a non odiare? Io credo che questo sia il nodo che dobbiamo sciogliere. E partirei dalla forma d'odio più paradigmatica, quella che in fondo è consolidata, quella che è storicamente nell'età contemporanea rappresentata la forma tipica di odio, e questo è il razzismo, l'odio nei confronti di chi è diverso per nascita. È una modalità di discriminazione che ha segnato la storia non solo europea e che ha avuto una lunga storia normativa, prima rendendo legittime queste forme d'odio. Le leggi razziali non sono altro che la legalizzazione di queste forme d'odio, poi condannando e vietando manifestazioni e istigazioni d'odio in nome della razza, e per salvaguardare un bene giuridico che viene ritenuto incomprimibile e che in qualche modo rende impossibile, vietato, oltre la libertà di manifestare il proprio pensiero, l'odio così espresso. E questo valore costituzionale superiore è quello che vi citavo poc'anzi, scritto nell'articolo 3 della nostra Costituzione. La dignità umana, la dignità sociale, l'articolo 3 parla di dignità sociale, che la dignità umana, quella dignità che è stata calpestata dal razzismo nella nostra storia e che la nostra Costituzione ha voluto porre a fondamento dell'eguaglianza di tutti nella forma più impegnativa, pari dignità sociale. Nell'esperienza storica, l'odio razziale si è venuto ad affiancare, nella nostra esperienza storica, l'odio razziale si è venuto ad affiancare ad un'altra forma di incitamento all'odio e alla discriminazione, ritenuta incompatibile dall'intero sistema dei valori democratici, in contrasto con la persona. Nella nostra storia patria, il fascismo. Il fascismo come modello di relazioni umane. È qui che trova origine il divieto espresso nella 12ª disposizione transitoria e finale della nostra Costituzione, che vieta, cito le sue parole, le parole della Costituzione, che vieta espressamente la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del partito fascista. Io mi chiedo a questo punto se il limite dell'odio, per come si è storicamente manifestato nell'età contemporanea ed in Italia in particolare, possa riguardare soltanto quello che è stato chiamato il razzismo esplicito o il fascismo rivendicato, ovvero debbia riguardare anche quello che è stato chiamato il razzismo senza razza. Si tratta in sostanza di chiedersi se il razzismo moderno sia solo quello nei confronti delle etnie o se la medesima forma odiosa di discriminazione
che va oltre la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero, si debba estendere a quei sentimenti d'odio espresso di fronte a appartenenti a gruppi storicamente discriminati o disagiati. Cioè, e la risposta a questa domanda è la seguente. Se il parametro di riferimento, il bene che si vuole tutelare, è la dignità sociale, è evidente che la dignità sociale impedisce l'odio nei confronti di odiare l'ebreo, la storia questo ci ha insegnato, il negro, l'arabo, la donna, l'handicappato, il transessuale, l'omosessuale, e potrei andare avanti. Ciascuna di queste figure sono molto diverse tra di loro, però hanno tutte pari dignità sociale. Seppure nessuna di queste figure sia assimilabili all'altra. E allora forse qui emerge che cosa? Quello che è un dato su cui ancora dovremmo riflettere, che il divieto d'odio confrontato alla pari dignità sociale ci porta alla necessità di dover riconoscere la diversità delle persone come fondamento della libertà di esprimere la propria diversa opinione. Io credo che a questo punto possiamo anche capire quanto segue, che ciò che si nasconde al fondo della discussione sull'odio e alle forme che vi ho indicato, che si pone come limite alla libertà, è in qualche modo un pensiero che sia un pensiero pregiudizievole, proposto in forme intolleranti, intollerabili. Qualcuno diceva all'inizio nei saluti che nei social sentiamo cose terribili, è vero. Nei social sentiamo cose terribili, per lo più, come dire, nascosti dall'anonimato, ancor peggio. Allora io vorrei dire due cose. La prima è quanto segue. Tra un attimo vi parlerò delle misure repressive nei confronti di queste forme intollerabili di odio. Però prima di dirvi questo, come chiave di lettura per quel che tra un attimo vi dirò in chiave repressiva, è la mia convinzione che per sconfiggere queste forme odiose bisogna operare sul piano. La via maestra non è quella repressiva, bensì è quella educativa. Bisogna in qualche modo lavorare su quella che Antonio Gramsci chiamava la pedagogia del senso comune. Cioè è necessario riuscire a formare soggetti, cittadini, dotati di una coscienza civile e smascherare non soltanto chi si dichiara razzista, perché poi è difficile che qualcuno lo si dichiara razzista, sessista, sessuofobo o altre intolleranze di questo tipo, ma soprattutto chi agisce in modo razzista, sessista, sessuofobico e quant'altro. È insomma sul piano culturale che si deve pensare prevalentemente, anche se le opinioni odiose possono portare a comportamenti violenti, e allora in questo caso bisogna in qualche modo, ahimè, ai noi, pensare anche alla chiave repressiva. Qui c'è una distinzione che forse riprenderò più avanti, ma che poi adesso voglio enunciare, perché molto spesso si fa confusione tra discorsi d'odio e crimini d'odio. Hate crime and hate speech. Certamente sono casi insopportabili, però è più facile parlare del primo, dei crimini d'odio, perché il crimine d'odio è un fatto penalmente rilevante, l'aggressione, la violenza, realizzata sulla base di una esclusiva o prevalente pregiudizio nei confronti di, ancora una volta, di una razza, di una donna, di un omosessuale. È la violenza che viene condannata in generale, e
la motivazione è, come dire, la motivazione è un aggravante. E infatti la legge Mancino, di cui adesso andrò a parlare, prevede esattamente questo. La legge Mancino attualmente vigente, che riguarda fascismo, razza e religione, prevedono le aggravanti d'odio. Però guardate che in generale le aggravanti d'odio sono previste dal codice penale in quella formula più generale, forse un po' generica, che sono le aggravanti per motivi abietti e futili. Più difficile, più scivoloso è l'hate speech, sono i discorsi d'odio. Perché vedete, la libertà di manifestazione del pensiero, in qualche modo, lo abbiamo detto prima, prevede, ahimè, cito Umberto Eco ancora una volta, prevede la libertà degli imbecilli di esprimere la propria opinione. Bene, e allora ci vuole qualche cosa in più, ci vuole una offensività intrinseca. Ricordiamoci questa parola, offensività intrinseca, perché torneremo su questa parola, queste due parole, offensività intrinseca, perché la Cassazione in particolare, tra un attimo lo dirò meglio, proprio a questo elemento si collega per in qualche modo vietare il discorso d'odio, quando appunto questo ha una offensività intrinseca. Guardate, è un terreno scivoloso, perché noi abbiamo nel codice penale, sostanzialmente, nella nostra normativa, sostanzialmente, tutta una serie di reati che in qualche modo fanno il paio a tutto quanto vi ho fin qui detto, ai discorsi di odio, quando questi hanno una offensività intrinseca, quando questi ledono la dignità umana o la dignità sociale, per come è scritto meglio in Costituzione. Basta pensare ai reati di diffamazione. Perché esistono i reati di diffamazione? Perché in questo caso è una misura che si contrappone alla lesione della libertà personale. Io posso esprimere le mie opinioni, ma se in qualche modo esprimo un'opinione denigratoria nei miei confronti, qualcuno mi porterà davanti a un giudice, e così è giusto che sia. Più complesse sono tutte le ipotesi di istigazione a delinquere, l'incitamento a comportamenti discriminatori, diffamatori, l'apologia. C'è tutta una questione di cui noi affronteremo soltanto per una parte molto limitata, che riguarda i reati di opinione. Ora è vero dire che bisogna dare un'interpretazione stretta dei reati di opinione, perché è un confine, ancora una volta insisto, stretto e anche variabile. Quello nei confronti, l'opinione espressa nei confronti di un'autorità, il vilipendio del capo dello Stato. È un'opinione stretta. E è successo in passato che alcune persone che sono state condannate per vilipendio, per esempio al capo dello Stato, capi degli stati che hanno in qualche modo graziato perché il confine è stretto. Quel che dobbiamo tenere fermo, presente, è il doppio limite costituzionale. La libertà di manifestazione e pensiero si deve estendere al massimo grado fino a quel confine, e il confine è quello che incontra la dignità sociale. Io vorrei introdurre, fin tanto che parliamo, ne ho appena accennato, ma potremmo parlarne a lungo, dei reati di diffamazione o comunque della difesa del singolo nei confronti dell'odiatore, del parlante nei confronti della sua vittima. Bene, tutto si chiuderebbe, come dire, all'interno di un'aula del processo. Tra me e te. Tu mi hai vilipeso e io ti querelo. Però c'è un terzo soggetto che in qualche modo dobbiamo prendere in considerazione, oltre a questi due che sono, come dire, il parlante e la vittima, che certamente sono dei personaggi fondamentali per definire il quadro della libertà di manifestare il pensiero e dei suoi limiti. Il terzo soggetto è l'uditorio, chi ascolta.
perché questo è l'uditorio che ascolta, che normalmente è il soggetto a cui il parlante si rivolge, più che alla vittima. Non voglio offendere la persona, voglio incitare all'odio contro la persona, all'odio contro il gruppo. Bene, tutto questo è alle origini della normativa antidiscriminatoria. E alle origini, e qui veniamo al primo dei due argomenti che sono indicati nel titolo, il fascismo, o meglio, la 12ª disposizione transitoria e finale, cioè il reato di ricostituzione del partito fascista sotto qualunque forma, ma in realtà per come è stata articolata, per come è stata attuata quella disposizione. L'ho già detto e non lo ripeto, la disposizione costituzionale, le Costituzioni pongono principi, la disposizione costituzionale quindi dispone soltanto il principio di divieto di ricostituzione sotto qualunque forma del partito fascista, intendendosi ritorno all'ideologia fascista, non più al partito fascista in quanto tale, che è storicamente anche improbabile che venga ricostituito, diciamo così. E poi questa disposizione è stata attuata, la faccio breve, sostanzialmente da 3 leggi di attuazione abbastanza note, la prima del 1952, la cosiddetta legge Scelba, poi nel 75 la cosiddetta legge Reale e infine l'attuale vigente legge Mancino del 1993, nella sua formulazione classica almeno. Vediamo cosa dice la legge Scelba, che poi verrà soltanto aggiornata dalle 2 altre leggi che vi ho indicato e che quindi rimane ancora attualmente il sistema base. La legge Scelba definisce 3 modalità, come dire, di riorganizzazione sotto qualunque forma del disciolto partito fascista. All'articolo 1 scrive, ve lo leggo, quando un'associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a 5 persegue finalità antidemocratiche proprio del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica e propaganda e propugna la soppressione della libertà garantita dalla Costituzione, denigra la democrazia, le istituzioni e i valori di resistenza o svolge propaganda razzista o rivolge la sua attività di esaltazione agli esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito fascista, è vietato. I tratti peculiari del fascismo vengono dunque individuati al di là del richiamo esplicito alle trascorse vicende del partito fascista nei suoi caratteri essenziali, che io direi sono 2: la violenza nella formulazione del messaggio e il divieto di propaganda razzista. Gli altri 2 articoli della legge Scelba, gli altri 2 articoli importanti della legge Scelba completano questo quadro e vietano l'apologia del fascismo e le manifestazioni fasciste. Vi leggo anche qui rapidamente cos'è l'una e cos'è l'altra, cos'è l'apologia di fascismo secondo la legge Scelba e poi la manifestazione fascista, perché su questo dovremo fare una qualche riflessione. Il reato di apologia del fascismo è così formulato: chiunque fa propaganda per la costituzione di un'associazione, di un movimento, di un gruppo avente le caratteristiche e persegue le finalità indicate dall'articolo 1, che vi ho già letto in precedenza. E la manifestazione fascista è quella che viene punita, che punisce chiunque partecipa a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista. Ora vedete, perché vi ho letto queste 2 disposizioni? Perché per l'una e l'altra, soprattutto per le manifestazioni fasciste, si è alimentato un dibattito ritenendo che questo potesse opprimere le opinioni di natura politica, anche se ispirate all'esaltazione del fascismo, ovvero del razzismo. Opinioni e azioni che in qualche modo limitavano la libertà di manifestare il pensiero di fascisti o di razzisti, o di partecipare a manifestazioni di questo tipo. Bene,
spero di essere stato chiaro. Secondo alcuni, gli articoli 4 e 5 della legge Scelba, nonostante il rinvio espresso al partito fascista all'articolo 1 sostanzialmente, violerebbero la manifestazione, sarebbero in contrasto con l'articolo 21. Bene, io per risolvere questo problema, anzi questo problema è stato risolto dalla giurisprudenza costituzionale, che è molto significativa, che in qualche modo dà un'interpretazione, qualcuno ha detto, e certamente lo è anche, restrittiva delle due norme, ma in qualche modo restrittiva perché l'ha resa prescrittiva. Ha imposto un divieto perché ha teso a bilanciare la libertà con la dignità, individuando la giurisprudenza costituzionale un equilibrio tra il rispetto del principio di offensività e il criterio e la libertà di manifestazione del pensiero. Cos'è vietato? È la manifestazione fascista o l'apologia offensiva, è il pericolo concreto. C'è una prima sentenza della Corte Costituzionale e poi ne sono succedute altre, che è del 1957. La Corte Costituzionale ha cominciato a operare nel 1956, quindi subito si è posta la questione. E subito la Corte Costituzionale ha scritto a chiare lettere, a mio modo di vedere, quanto segue: l'apologia del fascismo, per assumere caratteri di reato, deve consistere non in una difesa elogiativa, non in un'esaltazione generica, ma in un'esaltazione tale che deve condurre alla riorganizzazione del partito fascista, il che significa deve essere considerato non in sé, ma in rapporto alla sua possibilità di istigare. Parla, sono parole della Corte, di istigazione indiretta, istigazione pubblica, quando si rivolge, e qui è il terzo attore, l'odiatore, la vittima, l'uditorio, e qui c'è l'uditorio che in qualche modo appare. In qualche modo l'istigazione si ha quando si tende a favorire un ambiente, quando si tende a preparare un ambiente favorevole al risorgere di un'ideologia razzista o fascista. La Corte nega dunque che sia punibile qualunque parola che ricordi il passato regime, ma in qualche modo è molto rigorosa nel considerare, parole sue, l'apprezzabile pericolo. Quando c'è un apprezzabile pericolo, io credo che sull'apprezzabile pericolo, l'idoneità, l'efficacia di poter produrre un effetto del tipo indicato deve essere ancora meglio qualificato, e lo qualifica la Corte Costituzionale ancora una volta, quando ci spiega che, attenzione però, non si può pensare che l'apologia si formi dopo che si è costituito il partito fascista o comunque quella ideologia, dopo che c'è stata l'azione violenta, ma deve impedire tutto ciò. E allora si deve trovare in una fase, si devono analizzare compiutamente le circostanze che rendono idoneo a provocare adesione e consensi che possono concorrere alla diffusione di organizzazioni di carattere fascista. Insomma, il criterio introdotto dalla Corte è quello del pericolo non immediato ma probabile. È vero, la valutazione in questo caso è affidato ai giudici, e le vicende applicative, fin qui vi ho parlato dei principi posti dalla Corte Costituzionale, le vicende applicative da parte delle corti ordinarie, dei giudici ordinari, della Corte di Cassazione come più autorevole giudice ordinario, è decisamente oscillante, fatemi dire. Fatemi dire in termini, sì, critici, non positivi, pericolosamente oscillante. Forse, vi darò alcune indicazioni adesso, possiamo dire che la prima giurisprudenza costituzionale, prima del 2017, è stata più rigorosa. L'ultima giurisprudenza dell'autorevole Cassazione, rispettata e rispettabile, ovviamente, ci mancherebbe, l'ultima giurisprudenza è meno rigorosa, più ambigua, più pericolosa in qualche modo.
Vi farò soltanto degli esempi. Fino al 2017, dopo anche l'approvazione della legge Mancino, si affermava la giurisprudenza era la seguente: erano vietate con reato di apologia, si reprimeva dunque l'esposizione di emblemi e simboli discriminatori nazifascisti, le svastiche, i saluti fascisti e quant'altro durante le manifestazioni sportive. Vorrei citarvi, ma non abbiamo il tempo per farle, tutta una serie di casi interessanti in cui la Cassazione ha confermato la condanna di persone durante partite della Nazionale, per esempio, vi farò soltanto un caso, partite della Nazionale di calcio, che hanno fatto il saluto romano per tutta la durata dell'inno nazionale italiano. E aveva escluso, questo ve lo dico perché poi cambierei idea, e aveva escluso implicitamente il fatto che non ci fosse stata violenza. In qualche modo, avendo fatto prevalere l'idea che la capacità di propaganda nei confronti di avvenimenti sportivi erano elevati perché ci si rivolgeva al pubblico. Nel caso che vi ho chiamato, 7 signori che avevano fatto questa cosa durante la partita nazionale, è tanto più esaltata dalla diretta televisiva. Vi farò un altro caso del 2014 proprio perché sarà il caso che poi cambierà, su cui si cambierà opinione. Nel 2014 la Cassazione ha confermato la condanna a manifestazioni fasciste di 2 persone che durante la commemorazione delle vittime delle foibe hanno urlato presente, hanno fatto il saluto romano, hanno usato gesti simbolici ritenuti dalla generalità dei consociati idonei a favorire il proselitismo e condannato per la obiettiva pericolosità contro i valori della democrazia e dell'eguaglianza delle persone. Il passaggio più delicato è che tutto ciò era avvenuto perché c'era stata una grande pubblicità, possibilità di influire. Cosa è successo nel 2016 e nel 2017? Che invece tutto ciò questo non è stato, non è più stato. Vi farò anche qui soltanto un caso. Nel caso di un avvenimento esattamente analogo a quello del 2013 che vi ho richiamato prima, anzi ancora meno esposto mediaticamente, non di fronte alla partita, ma in occasione di una manifestazione commemorativa di alcuni camerati uccisi nel 76, commemorazione di alcuni militanti della Repubblica Sociale Italiana uccisi dai partigiani del 45, eccetera, eccetera. Non si è proceduto alla condanna, non si è ritenuto che questo fossero atti offensivi, perché la manifestazione sarebbe stata finalizzata, sono parole della Cassazione, aveva finalità soltanto commemorative di defunti, e questi stessi gesti simbolici erano segno, dice la Cassazione, di omaggio e di umana pietà, in quanto sarebbero stati privi di ogni qualsiasi finalità di ricostruzione del partito fascista e di offensività, in quanto non si erano usate, dice la Cassazione, non si erano usate armi, bontà sua, ma soprattutto le armi, ci mancherebbe altro, non c'erano stati comportamenti aggressivi, violenti, assenza di scontri di piazza. Io non so, posso dire più rigorosa la prima, meno rigorosa la seconda. Io non so quale delle due tendenze debba prevalere. È certo che rilevo una forte oscillazione e anche incertezza. Ricordo che nel 2016 la Corte di Appello di Milano ha utilizzato un passaggio importante, un passaggio perché questo è il punto di snodo di questo passaggio di interpretazione giurisprudenziale. Non vi posso leggere, tornare alla sentenza del 2017 che richiamavo poc'anzi, ma il sottotesto di quella sentenza è che ormai è passato tanto tempo e quindi il fascismo non fa più paura, sostanzialmente.
La Corte d'Appello di Milano invece, in una ipotesi di condanna di una serie di esponenti per analoghe manifestazioni commemorative che avevano utilizzato cori, voci e inneggiato al razzismo e al fascismo, ha ritenuto che l'evoluzione storico-sociale, queste sono le parole della Corte d'Appello, all'evoluzione storico-sociale non impone di valutare in modo meno rigorosa la sussistenza del pericolo, perché la legge Scelba, le leggi Mancini, queste disposizioni non riguardano il fatto storico da 70 anni a questa parte passato, ma in qualche modo riguardano valori consociativi, i valori che prima vi richiamavo della convivenza civile. Insomma, a me pare che la giurisprudenza in quest'ultima fase sia pericolosamente oscillante. Tant'è vero che, devo dire, se voi vedete, ci sono alcune procure, vi farò due casi. La procura di Bari, a Bari, ha incriminato alcune organizzazioni fasciste, Casa Pound e Forza Nuova, per ricostruzione del partito fascista. A Bologna, Bari, Bologna, a Bologna, le stesse organizzazioni sono state assolte e i saluti espressi in situazioni analoghe sono stati ritenute soltanto folklore. Anche qui quel che vorrei sottolineare è che certamente non possiamo continuare a operare con giudici che da un lato ritengono soltanto folklore tutto ciò che avviene, un'apologia di fascismo folkloristica, ed altri che invece ritengono che ci sono i presupposti per lo scioglimento di quelle associazioni che si richiamano al fascismo del nuovo millennio. Forse è opportuno, per chiarire anche queste forti oscillazioni della giurisprudenza, tornare alle norme e richiamare rapidamente quel che è successo dopo la legge Scelba del 52, le sentenze che già vi ho richiamato, le normative che già vi ho richiamato, in realtà la legge Mancino, ma prima dobbiamo fare un passo ulteriore importante, vedere quello che è successo fuori dall'Italia. Perché nel 1996, quindi sì, facciamo un passo indietro, nel 1996 è stata adottata a New York una convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale. Nel 1996, che in qualche modo ha reso la nostra normativa, la 12ª disposizione costituzionale, una antecedente. Questa convenzione internazionale del 66 dice il nostro obiettivo è l'eliminazione dell'odio razziale, perché siamo convinti, sono parole della Convenzione internazionale, che qualsiasi dottrina di superiorità fondata sulla distinzione tra razza è falsa scientificamente, condannabile moralmente, ingiusta e pericolosa socialmente, e che nulla potrebbe giustificare la discriminazione razziale, né in teoria né in pratica. Per questo sono vietate le discriminazioni tra gli esseri umani per motivi fondati sulla razza, il colore, l'origine etnica, poiché questo costituisce un ostacolo alle pacifiche relazioni tra le nazioni ed è suscettibile di turbare la pace e la sicurezza dei popoli. Bene, è su questa base che si scrive il fondamento non più nazionale, universale, che legittima le norme in contrasto dell'odio. Ed esplicitamente su questa base si rifonda la 12ª disposizione transitoria e finale. Ora, io devo dire che nel 66, dopo il 66, sulla base di questo, si è avuto un nuovo impulso. Nella nostra normativa nazionale, negli anni 70, infatti, si sono avuti gli unici 2 casi di scioglimento di raggruppamenti che si rifacevano al fascismo, Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale. Dopo un regolare processo, nel 73-74, 42 dirigenti di Ordine Nuovo sono stati condannati, così come previsto dalla
dalla legge Scelba, giusto appunto, il ministro degli interni del tempo, Taviani, nel 73, in applicazione della legge Scelba, scioglie Ordine Nuovo. A proposito, mi permetto di dire, a proposito della pericolosità di queste organizzazioni, che il pubblico ministero di quel processo fu Vittorio Occorsio nel 73 e nel 76 venne ucciso da Concutelli, esponente di quel raggruppamento. Situazione analoga, non così drammatica per il pubblico ministero, per fortuna, riguardò l'Avanguardia Nazionale. Nel 76 si autoscioglie il giorno prima del decreto di scioglimento del ministro degli interni, che in ogni modo il giorno dopo dichiara fuori legge quell'associazione. Qui arriviamo alla legge Mancino, il quale normalmente si dice è, come dire, il seguito della legge Scelba, e storicamente lo è, però fa dei passi ulteriori per in qualche modo qualificare, estendere, forse attuare anche la normativa del 66, quella internazionale, i reati d'odio, perché la legge Mancino propone delle estensioni. Intanto ha aggiunto la religione come motivo di discriminazione rilevante, mentre prima era fascismo e razzismo, adesso nel 93 si aggiunge anche la religione come motivo di discriminazione. E poi introduce aggravamenti di pena fino alla metà. Prevede la legge Mancino, lo dico perché ritornerà da ultimo in una legge più recente, anzi in un disegno di legge attualmente in discussione, prevede la legge Mancino di sensibilizzare i cittadini per lavorare su quel primo piano, quel primo piano che richiamavo inizialmente, quello culturale, sensibilizzare i cittadini, in particolare i giovani, alle ragioni dell'antifascismo, della vita democratica, secondo l'accezione che stiamo qui formulando. Nel 2018 la legge Mancino viene inserita all'interno del codice penale, attualmente è prevista dall'articolo 604 bis e ter del codice penale, che vieta chi propaganda idee fondate sulla superiorità, sull'odio razziale ed etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi. Prevede inoltre una aggravante fino alla metà per chi commette reati nei confronti di questi stessi soggetti. Una prima conclusione vorrei trarre. Dalla originaria impostazione, quel che può dirsi, secondo le tendenze che vi ho cercato di illustrare, è questo. Non si vieta solo, mi verrebbe dire, o tanto, la ricostruzione di organizzazioni che propagandano il fascismo, anzi oggi, nell'ultima giurisprudenza della Cassazione, si tende a farlo meno o per nulla. Non tanto si tende a vietare le ricostruzioni di organizzazioni in grado di propagandare il fascismo e i valori ad essi inerenti, compreso il razzismo, si tende sempre più invece a tutelare le singole vittime, o forse l'ordinamento democratico nel suo complesso. Questa è la ragione per la quale oggi il modello della legge Mancino, diciamo così, il modello di cui l'articolo 604 bis e ter del nostro codice penale sono, come dire, il modello è riassunto per recepire tutti gli sforzi nazionali e internazionali per la repressione dei reati d'odio. Voglio dire questo. Vi è una tendenza all'ampliamento dei soggetti ritenuti meritevoli di una tutela rafforzata per tutelare la propria dignità nei confronti dei soggetti odiatori e una minore attenzione, forse colpevole attenzione, ma comunque minore attenzione alle organizzazioni che questo esprimono. Qui dobbiamo tornare alla distinzione tra parole d'odio e crimini d'odio. Devo dire quanto segue, che
Per quanto riguarda le parole d'odio, la tendenza è quella dello Stato. L'espressione è brutta, ma voi mi capirete, spero che mi capirete nel discorso di appaltare. L'espressione appaltare è brutta. Comunque, in qualche modo di utilizzare soggetti altri, non lo Stato, non la forza repressiva dello Stato nei confronti dell'hate speech, dei discorsi d'odio, dei social. Forse perché è difficile, anche qui non ho tempo, non ho più tanto tempo e quindi non posso approfondire, ma se poi abbiamo voglia o avete voglia di discutere possiamo approfondire ogni cosa, ovviamente. È difficile in qualche modo reprimere il discorso all'interno dei social, è tecnicamente difficile. Perché l'odio, perché lo abbiamo detto prima, perché l'odio su internet è spesso anonimo e fare un processo arriva tardi. Il tasso di offensività del discorso d'odio in internet è immediato. Noi sappiamo, perché leggiamo i giornali o ci informiamo su social, i drammi che sono successi nei confronti dell'offesa dell'dignità di alcuni giovani che si sono suicidati e quindi, come dire, l'intervento dello Stato arriva troppo tardi. È indirizzato il discorso d'odio nei social ad un uditorio già preselezionato, che può essere particolarmente sensibile al messaggio denigratorio e può operare in modo irrimediabile, in modo istantaneo. Questa è la difficoltà della repressione che avviene dopo. E sai che ci vuole, dopo che tuo figlio è morto, a fare il processo agli odiatori. Bella consolazione. Ecco, e questa è la ragione per la quale si è trovata una via traversa, ed è traversa. E io credo di poter dire, rendendomi conto della problematicità, neppure granché soddisfacente, cioè quella di cercare, nei limiti in cui, di responsabilizzare i provider. E infatti anche tutti noi sappiamo come la dignità è molto spesso utilizzata, come dire, con i divieti o le cancellazioni dei propri account su Twitter o Facebook. Ne abbiamo di casi noti, dal forse, non so se il più noto, ma insomma, da quello assai noto di Trump, presidente degli Stati Uniti, di cui è stato cancellato dal signor Facebook, dal signor Twitter, il suo account, perché esprimeva messaggi d'odio. Come sapete in Italia, a Casa Pound, che è stata assolta, no, non è stata assolta, in cui vi ho accennato alle traversie complesse e alle diversità di opinioni tra procure nazionali, però Facebook ha cancellato alcune pagine incitanti al razzismo e all'odio. Io mi pongo questa questione in termini assai problematici, ma la dignità da tutelare, la sacra dignità sociale da tutelare, può essere lasciata ai privati. Io non ho una soluzione, mi pongo però il problema. Qualcuno non ha una soluzione, qualcuno sostiene che sarebbe opportuno avere un'authority di controllo pubblica, europea per di più, che impone l'eliminazione di contenuti d'odio nei confronti di social network, però è una situazione ancora molto in discussione e io credo che la discussione debba essere fatta con attenzione e problematicità sui discorsi d'odio. Veniamo all'altro fronte, a quello riguardante i soggetti. Anche qui io registro intanto un'oscillazione. Un'oscillazione perché qualcuno di voi saprà che nel 2016 è avvenuto qualche cosa su cui dovremmo riflettere. Vi dicevo anch'io poc'anzi che il termine classici di difesa dell'onore a livello individuale, il mio odiatore e la mia difesa personale, è quella della querela, della denuncia della ingiuria. Nel 2016 l'ingiuria è stata depenalizzata. Adesso anche qui ne accenno soltanto, perché il discorso sulle ragioni che hanno portato alla depenalizzazione dell'ingiuria sono molto complicati e complessi. Però certo che c'è una rinuncia, si è affermata la rinuncia a punire chi offende l'onore o il decoro di una persona presente
ovvero offesa mediante comunicazione telefonica, informatica, telematica con scritti, disegni diretti alla persona offesa. Questi sono reati di ingiuria. Si dice, si è tradotto il reato di ingiuria in illecito civile, perché si è detto più del penale può fare il civile, la richiesta di risarcimento danni sostanzialmente. Io devo esprimere dei dubbi per due ragioni. Una, se volete, ideologica, e quindi forse potete non essere d'accordo con me, diciamo così, voglio dire, è ideologica, è di principio più che ideologica, non voglio dire che è ideologica, è che in qualche modo la monetizzazione dell'onore a me lascia perplesso. Io credo che, certo, la responsabilità civile ci deve essere, ma in qualche modo non può sostituire, come dire, la condanna penale, cioè a dire la condanna pubblica di comportamenti che non offendono soltanto me, ma la dignità delle persone in generale. Ma poi c'è la seconda ragione che secondo me è altrettanto decisiva, ahimè, i tempi del processo, e che rendono assai ardua la tutela degli ingiuriati. E questa è la ragione per la quale, francamente, i reati di ingiuria e la responsabilità civile degli ingiuriati, come dimostra la scarsa applicazione della normativa dal 2016, anche se è relativamente recente, la scarsa applicazione della normativa di responsabilità civile nei casi dell'ingiuria lo dimostra. E adesso passiamo all'ultima fase, quella ben nota, che però si lega, vorrei farvi notare, vorrei sottolineare come ho lasciato da ultimo questa questione perché si lega in questa storia che ho cercato di raccontarvi, che, lo ripeto ancora, tende a estendere i soggetti da tutelare, i soggetti fragili da tutelare, perché il valore costituzionale è quello delle dignità sociali di tutti, e in qualche modo forse rendere più fragile, come dire, l'attenzione nei confronti delle organizzazioni o dei soggetti collettivi. E qui arriviamo alla questione tanto discussa della omofobia, che ha riacceso i fari di cui in quest'ultimo periodo, perché, come sapete tutti, penso, è in discussione in Parlamento un disegno di legge, il disegno di legge Zan, che tende, adesso la dico semplicemente, e poi faremo alcune considerazioni puntuali per quanto riguarda la libertà di manifestazione del pensiero, che tende, in sé è molto semplice il disegno di legge Zan, tende semplicemente di allargare i soggetti tutelati dalla legge Mancino. Si dice in termini tecnici una novella, cioè una integrazione della legge Mancino. Io ho qui il disegno di legge che non vi leggo, anche perché è scritto in modo, come tutti i disegni di legge, in modo incomprensibile, però dice che ai fini della presente legge l'articolo 604 bis, quello riguardante la legge Mancino, si aggiungono le seguenti parole, cioè oltre a quelle che i soggetti che vi ho detto prima, si aggiungono anche le discriminazioni non soltanto fondate sulla razza, sulla religione e sul sesso, ma anche sulla nazione, ma anche quelle fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulle disabilità. Si allarga la platea sostanzialmente. Ad altre categorie, oltre alle 4 indicate dalla legge Mancino, etnia, razza, religione, nazionalità, si vuole anzi affermare che l'odio sia punibile anche in ragioni del sesso, dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale. Si discute in questi giorni, ci si chiede se ciò non limiti troppo la libertà di manifestazione del pensiero. Secondo me, avendo un fraintendimento, perché si è vittime, consapevoli o meno, di un fraintendimento.
Cioè si ha la paura, che se fosse reale sarebbe ben presente, che, come dire, la discriminazione nei confronti di questi soggetti, prendiamo il sesso, cioè il sesso, cioè uomini e donne, possa impedire a me di pensare, sbagliando evidentemente, ma è una mia libera idea, che la parità di genere è impropria. Io sono contrario, coloro che sono contrari alla parità di genere. Si impedisce di pensare a questo, alla superiorità dell'uomo sulla donna o magari viceversa. Se fosse così. Matrimoni omosessuali. La tutela nei confronti vieto l'odio esteso alle questioni legate all'orientamento sessuale. Qualcuno può pensare che allora io non posso più manifestare la mia opinione contraria ai matrimoni omosessuali. Se così fosse, una limitazione rilevante. Tanto è questa timore che durante l'iter di formazione alla Camera, il disegno di legge Zan è già stato approvato alla Camera, adesso è al Senato, ed è fermo al Senato e per ora bloccato al Senato. È stato presentato un emendamento, presentato, lo dico, dall'onorevole Costa, che è un liberale, e anzi che in qualche modo ha riassunto le preoccupazioni che erano state manifestate anche da autorevoli e degnissime esponenti del mondo liberale e cattolico, timori quelli che vi dicevo, che non si potesse più propagandare, che per esempio la Chiesa non potesse più propagandare che cosa? Il matrimonio naturale tra due sessi, a differenza, e fosse costretta in qualche modo ad accettare ideologicamente magari matrimoni dello stesso sesso o altre figure di questo tipo. Bene, dicevo, l'onorevole Costa, esprimendo queste paure, ha introdotto un emendamento, quello che oggi è diventato l'articolo 4 del disegno di legge Zan, quello che è stato chiamato la clausola salva idee. Ve lo leggo. Intitolato, rubricato, questa clausola, come garanzia di pluralismo delle idee e libertà di scelte, e si scrive nel disegno di legge Zan quanto segue: ai sensi della presente legge sono fatte salve la libera espressione di convincimenti ed opinioni, nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti. Io devo dire, come giurista, che questa disposizione era già stata scritta nel 1957 dalla Corte Costituzionale nella sentenza che vi ho richiamato all'inizio, poco fa. Ad ogni buon conto, ripetita iuvant, ad ogni buon conto, questa formulazione, ripeto, io non credo che ce ne fosse bisogno, perché come avete sentito, come ho cercato di dirvi, la propaganda di un'idea già non è vietata. E siccome questa è una novella, si innesca in quel filone, è evidente che se la propaganda è ammessa, la pura propaganda, che non propaganda offensiva, tutto quanto vi ho cercato di dire, è ammessa per il razzismo, beh, a maggior ragione, mi viene da dire, o a pari ragione, non a maggior ragione, a pari ragione viene a dire per l'orientamento sessuale. Come diceva la Corte, solo quegli atti idonei a creare un effettivo pericolo. E se io penso male, magari male, ma l'imbeciglia appunto, Diego, le cose peggiori sulla parità tra i sessi, sono legittimato a farlo. Se io incito e creo un effettivo pericolo nei confronti delle donne, sì, degli omosessuali, di chi ha dei transessuali o di qualunque categoria, o aggiunge oltre a queste categorie degli handicappati. Ecco, se io compio
azioni che possono esprimere odio, che possono in qualche modo produrre un concreto evento pericoloso nei confronti di una di queste figure, tra loro molto eterogenee, beh, in questo caso vi è il divieto, vi è il reato, vi è il concreto pericolo di una diffusione e in qualche modo la discriminazione è presente, è da affermare. Vorrei dirvi, vedo che il tempo passa, quindi devo arrivare alle conclusioni. Tra l'altro è strano, devo dire che è strano, lo dico con ingenuità, è strano questo timore per la salvaguardia di idee o la limitazione alla libertà di manifestare il proprio pensiero nei confronti di questo disegno Zan che in qualche modo estende. Io potrei capire potrei capire. Sarebbe più coerente, non potrei capirlo, ma sarei più coerente chi volesse affermare che non c'è nessuna discriminazione se io discrimino in realtà nei confronti di handicappati, omosessuali o donne. Ecco. Chi dovesse affermare che in fondo non c'è nessuna discriminazione a pensare il peggio del peggio nei confronti di donne, transessuali, omosessuali, handicappati, in qualche modo tutto ciò sarebbe riconducibile al pluralismo delle idee, ma in qualche modo dimostrerebbe l'urgenza di questa disposizione del disegno di legge Zan, di vietare e di educare le persone di questo, che in qualche modo pensano che non si debba avere una tutela nei confronti della discriminazione e di discorsi d'odio. È strano, perché nella passata legislatura c'era un disegno di legge, Fiano era il proponente, che era anche lì era passato alla Camera e poi è stato bloccato, che addirittura vietava, quello sì problematico, a proposito di limitazioni di libertà del pensiero, che vietava chiunque, che puniva chiunque propagandasse le immagini, i contenuti propri del partito fascista e del quello nazionalsocialista tedesco, o anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione e vendita dei beni raffiguranti persone, immagini o simboli riferiti al fascismo o al nazismo. È stato bloccato quel disegno di legge per una semplice ragione, perché non riguardava l'offensività, perché si è detto con una battuta, attenzione perché così vietiamo la vendita dei quadri di Sironi. Sironi, voi tutti sapete chi è, uno straordinario pittore che durante il fascismo ha rappresentato i fasci littori. Oppure la colonna al Foro Italico a Roma, dove c'è scritto, dove ci sono incise ancora. La memoria storica, in qualche modo deve essere salvaguardato. Tutto questo non ha nulla a che fare col disegno di legge Zan, che, ripeto, vieta l'odio che si può produrre come espressione di violenza ad una platea più ampia rispetto a quella del fascismo, del razzismo o della religione, così come attualmente previsto. Io voglio dire un'altra cosa, perché anche questo è stato molto discusso nel disegno di legge Zan. Se devo dire, quel che non riesco a capire, francamente, è la tassonomia iniziale, che ha seguito con qualche attenzione la discussione sul disegno di legge Zan, sa che nell'articolo 1 del disegno di legge Zan si fa una classificazione, si distingue il sesso, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, facendo, come dire, un po' una lezione antropologica che francamente è una questione di pura definizione. Ha fatto litigare molto, lo dico per chi ha seguito con maggiore attenzione queste cose, i difensori dei transessuali, i transessuali cioè chi non ha ancora un genere, e le femministe, alcune femministe in realtà, che in qualche modo rivendicavano, come dire, il genere, cioè il corpo femminile nei confronti del corpo maschile, che sono questioni, ne faremo, semmai avremo occasione, faremo un'altra più o meno dotta discussione su queste questioni che sono molto raffinate. Ma che c'entra la legge? Perché nella legge in qualche modo quel che deve fare, la finalità della legge è molto chiara e su questo dovremmo discutere. Ritieni tu che è vietata la discriminazione nei confronti di questi soggetti, molto diversi tra di loro? Perché, ripeto,
l'elenco che vi ho fatto è molto diverso. Ciò che unifica tutti questi soggetti è la dignità delle persone e l'essere ritenute tutte questi soggetti per ragioni storiche particolarmente fragili o comunque da tutelare dal punto di vista culturale. E il merito della questione è puramente, qui io vi invito semplicemente a ragionare sul disegno di legge Zan e a prendere parte in questa vivace discussione sul disegno di legge Zan alla questione di merito, perché la questione poi si riduce in una sola parola, in una sola questione. È giusto prevenire l'odio se questo rischia di trasformarsi in un crimine d'odio nei confronti di tutte le persone fragili, nel rispetto della dignità delle persone di tutti. E questa fragilità è quella indicata. Parlerò di quella che storicamente, tra tutte le categorie che abbiamo indicato, ripeto, lo dico perché sono categorie molto diverse, dalle religioni, agli handicappati, ai razzisti, agli omosessuali, transessuali. Non c'è nulla, agli handicappati, non c'è nulla che li può accomunare, salvo che storicamente sono ritenute soggetti fragili. Attenzione, le donne, che sono più della metà del cielo, più della metà della popolazione italiana, è evidente che non è un soggetto minoritario, ma maggioritario in caso. Allora il problema del divieto di discriminazione nei confronti del sesso femminile è una motivazione, è ovviamente una motivazione puramente storica e non numerica. Ecco, in questo caso la indicazione culturale è la ragione che noi dobbiamo chiederci per stabilire se è opportuno tutelare questi o altri soggetti è la necessità del rispetto della dignità delle persone nei confronti di tutti, con particolare attenzione a chi ha una particolare fragilità, definita in un lungo viaggio storico che ci ha portato dalla 12ª disposizione transitoria e finale della nostra Costituzione, che ha individuato nel fascismo, nel partito fascista, sotto qualunque forma, nel lungo percorso che poi ha allargato a precisare, che ha portato a precisare questa definizione nel suo contenuto di valore, dell'opposizione al razzismo e alla violenza che esso significa, sino ad aggiungere, oggi di questo si discute, ad altre figure, che sono quelle del disegno di legge Zan. Sono le 7:30, credo di aver completato il mio tempo e quindi mi interrompo. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie professor Azzariti per questa lezione. Tutti noi ricordiamo l'articolo 3 e le 7 eguaglianze dell'articolo 3. Però lei stasera ci ha fatto richiamare non le 7 eguaglianze dell'articolo 3, ma attraverso una ricostruzione storica delle 11 parole della 12ª disposizione transitoria finale, la legge Scelba, la legge Mancino e il disegno di legge Zan, lei si è soffermato, e questo è il collante, delle prime 7 parole dell'articolo 3, che nessuno ricorda, che sono fondamentali, che sono appunto che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale. E poi sono uguali davanti alla legge e tutti sappiamo le 7 eguaglianze. Però l'inizio è quello, e qui penso che noi da questo punto di vista si faccia qualcosa di non uguale ma simile a quello che ha fatto la Costituzione tedesca all'articolo 1, dove ha messo che la dignità umana è intangibile, non si può toccare. E da questo punto di vista penso che noi si debba riflettere appunto sulla dignità dei deboli, delle persone deboli che devono essere tutelate. Io la ringrazio infinitamente a nome dell'associazione, di tutti i presenti, di tutti coloro che si sono collegati naturalmente su Facebook e su YouTube. Do appuntamento alle ore 21 di questa sera con Gianrico Carofiglio, che partirà
da un libro che lui ha scritto nel 2010, 12 anni fa quasi, La manomissione delle parole. Cioè noi stiamo vivendo un periodo in cui le parole sono state manomesse e parlerà riparare le parole, guarire la democrazia. Grazie ancora, professor Azzariti, a tutti, buona serata. Buona serata, grazie a voi.